Benvenuti alla presentazione della Montagne de Venise, che è un progetto complesso, un progetto appassionante, oserei dire, e un progetto comunitario, nel senso che ha tenuto insieme moltissime istituzioni veneziane, moltissime persone. Io adesso devo ringraziarle tutte, sarà complicatissimo. Molte sono lì fra di voi, ci sono tutti gli studenti che continuano a costruire la montagna e in parte sono qui. E, come sempre, tutte le volte che Jona Friedman presenta un progetto o propone un progetto o vive un progetto, diventa un fatto che va al di là del progetto, va al di là del concetto di neanche parlarne scultura, architettura, cioè è l'idea di costruire un luogo che viene abitato, questa è la cosa forse più importante da dire, e che produce vita e si riempie di vita, cioè è questa la sua funzione. E adesso noi oggi siamo qua perché vogliamo dare vita, dare come un là di welcome, anche di buon auspicio alla montagna di Venise che partirà domani, cioè che prenderà un po' il largo dall'Arsenale e dalla Tesa 99 dov'è. Io adesso provo soltanto perché lo devo proprio fare perché è stato fondamentale avere il supporto, il sostegno, l'energia di tutte le persone che voglio ringraziare è stata una cosa fenomenale, cioè in un momento la montagna si è riempita di un abbraccio delle istituzioni veneziane, che in genere non è così semplice mettere insieme e tenerle tutte allineate e appassionatamente anche. E quindi la cosa bella che va sottolineata con doppia riga è che hanno partecipato molte delle istituzioni e i loro studenti, quindi in primo è un progetto questo pensato da una collaborazione iniziale della Querini Stampaglia e dello IUAV e poi in modo particolare un colpevole è Renato Bocchi che è qui nel pubblico perché insieme alla Querini Stampaglia, agli UAV e a me avevamo messo insieme un progetto che si chiama il Day Materiale e qui all'interno del Day Materiale c'è stata anche questa idea di ospitare o comunque di affiancare la montagna. Renato Bocchi sta curando e la montagna segnerà anche questo passaggio, un convegno importante allo UAV sul recycling e quindi su una dimensione di riciclo e di riutilizzo di materiali all'interno dell'architettura. Mentre noi continuiamo a costruire la montagna, continuiamo a far vivere la montagna e a portarla in giro per Venezia. Ovviamente qui al mio fianco c'è Giuliano Sergio che è stato curatore con me in questa avventura che inizia oggi, che ringrazio perché i momenti in cui... Ci ringraziamo. Sì, ci ringraziamo, ma perché non era, mi ha molto... No, bisogna farla, c'è come un'energia bellissima e quindi le ringrazio per quella energia. Allora, tutti gli studenti dello UAV, ovviamente elencarli è impossibile, ma sono 40, sono tantissimi, sono bravissimi, si sono divisi in squadre, stanno lavorando sia alla costruzione e sia al social, quindi a divulgare la cosa, sia alla comunicazione, sono veramente eccezionali. Insieme a loro si sono uniti però gli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Venezia, che è un'altra delle istituzioni che promuove questa manifestazione e non ultimi faranno una parte importante sono gli studenti del Conservatorio Veneto Marcello di Venezia che parteciperanno suonando, cioè quindi diciamo vivendo la montagna con grandissima bellezza, anche offrendoci quindi dei momenti e li ritroverete in questo cammino che la montagna farà in Venezia. Quindi il direttore del conservatorio, Franco Rossi, Francesco Erle, Giovanni Mancuso, che sia come conservatorio ma come band, ecco, partecipa, come musicista, compositore parteciperà, e, Nicola Cisternino, Riccardo Caldura dell'Accademia delle Belle Arti di Venezia, le fondazioni che hanno spalleggiato il progetto è Giorgio Busetto con la Fondazione Levi, e la Wake Forest University con Laura Graziano che ha insomma fin dall'inizio molto sostenuto il progetto. Voglio ringraziare Palazzo Grassi e Martin Bettenot e Marco Ferraris che hanno anche lì abbracciato immediatamente. Vi dico, io ringrazio perché è stata una cosa
velocissimo, in pochissimo tempo, ma tutti hanno detto sì, ci siamo, insomma, questo va detto, va sottolineato. E l'Università di Udine, che è un altro, diciamo, punto, bacino di studenti che hanno partecipato al gruppo e che stanno lavorando, e quindi vorrei ringraziare il professor Piotr Barbarevich che insomma non solo è qua, è venuto, ha partecipato sempre e ha sostenuto anche lui fin dall'inizio le cose. Devo ringraziare a questo punto però persone fondamentali che se non ci fossero stati loro il progetto non sarebbe neanche potuto nascere e sono qui davanti a me sono Dora e Mario Pieroni che sono diciamo non sono neanche come collezionisti, galleristi, delle persone speciali perché lavorano con gli artisti in una maniera speciale. Diciamo che è il modo in cui con cui la Querini ama lavorare con gli artisti. Abbiamo fatto già diversi progetti insieme, speriamo di farne ancora e comunque di volermente ringraziare di cuore. Ci sono anche altre persone che ritornano qui insieme a questa montagna e sono sempre qui davanti a me, sono Elda e Giovanna Felluga, della Livio Felluga, che ritornano insieme a Iona Friedman ed erano già stati qua in Querini con un progetto molto bello perché omaggiavano il loro papà di 100 anni e il Vigne Museum che è uno step della montagna, poi lo capirete quando faremo vedere forse delle immagini. Boh, veramente avrò dimenticato 1000 persone e scusatemi, ma io voglio comunque... Comune. No, manca tutto il comune, manca tutto Ma il non è che abbiamo comune. dimenticato, che ingloba tutto No, ciò no, il comune è stato... che ha reso Da possibile. un lato è stato difficile, nel senso che è stato abbiamo aspettato, però poi ci ha ingaggiato in maniera molto forte. Infatti voglio ringraziare Giorgia Pea, che è la Presidente della Commissione Cultura del Comune di Venezia, che ci ha diciamo, sostenuto molto. Voglio ringraziare, vabbè, questo non è del Comune, ma è un'amica ed è una persona che è stata fondamentale per il progetto e che è qua, e che è Maura Manzelle, che è un architetto, professore UAV un po' particolare, nel senso che poi ama l'arte e ama lasciarsi irretire in progetti e ci dà una grande mano con la sua competenza. E mentre del comune volevo ringraziare Marina Dragotto che è dell'ufficio Arsenale, dove adesso la montagna sta nascendo, dove andrà tutte le sere a dormire e poi dopo dove sosterrà per un po' di tempo. Poi magari Giuliano vi spiega un po' l'itinerario che trovate in questi foglietti che ci sono sparsi in giro. Io non vorrei usare tante parole perché vorrei lasciare ovviamente la parola a Iona Friedman e a Jean-Baptiste de Cavelle, che ringrazio, vabbè, è inutile fare della retorica, però volevo dare la parola a Giuliano che magari prova a mettere insieme un filo intorno alla montagna. Anch'io non prendo tante parole, abbiamo ringraziato, spero, tutti. E la cosa di cui li ringrazio tutti quanti è la velocità con cui si sono aggregati a questo progetto, che abbiamo iniziato a lavorarci intorno ai primi di luglio, quindi tenendo conto del mese di agosto, insomma è stato abbastanza un miracolo, sì, ecco. E poi quindi la velocità, cioè il fatto che questo progetto, no, perché tante volte si dice che in Italia no, l'arte contemporanea è tutto difficile. Secondo me invece l'Italia è anche una terra molto generosa, dove certe cose magicamente a volte si creano nel nulla. Insomma, vallo a fare in Francia un progetto del genere in 2 mesi, insomma, sarebbe stato assolutamente impossibile. E poi ringraziamo loro, gli studenti, perché è difficile come Udine, l'Accademia, conservatori. In realtà si è creato subito un gruppo, un nucleo che ha capito perfettamente lo spirito. Già qui doveva ancora arrivare Iona Friedman, ma già erano friedmaniani a priori, insomma, a prescindere. E poi niente, poi la cosa bellissima che sta succedendo in questi anni, grazie appunto anche a Zerinzi, a Mario Doria Peroni, che stanno accompagnando il percorso italiano di Iona Friedman e Jean-Baptiste de Cavelle di questi anni, che è un percorso straordinario che si sta, come dire, in qualche modo piano piano sempre più
all'inizio il monumento per la Livio Felluga, che invece era trasparente, no? È un guardare sul paesaggio, poi è diventato un no man's land in Abruzzo, dove ecco qua vediamo alcune immagini di quello che c'è nelle terre della Livio Felluga. Di questo, in teoria questo è un museo, anzi in pratica è un museo, perché è un museo dove si vede un patrimonio che è il nostro paesaggio. Qua ne avevamo parlato anche con Ghirri, vabbè, non andiamo oltre. No man's land, che è una terra di tutti, che va oltre questa qua, ancora siamo a Livio Felluga. Insomma, e piano piano questo discorso appunto come dire, di polverizzare, di in qualche modo far evaporare certe idee di proprietà, di chiusura, che sono anche legate alla forma dell'architettura come la conosciamo, sono diventati nell'effimero più totale, che è quello di Venezia, dove appunto il tutto si è vaporizzato in un'azione che vedrete, che è proprio la trasmissione dell'architettura, di cui credo Iona Friedman vi parlerà, comunque vi parlerà, e non vediamo l'ora che ci parli. L'ultima cosa che volevo ricordare: oggi gli studenti ci hanno proposto, mi hanno detto, dice, ma cosa facciamo la serata, l'ultima sera, eccetera. Dice, ma con gli hula hoop, dice, fate qualcosa con gli hula hoop. Dice, no, più che noi fare qualcosa, magari insegneremo alle persone che vengono a fare qualcosa, che è esattamente quello che dice Friedman dell'architettura, cioè l'architetto non deve fare nuovi palazzi, nuova architettura, almeno penso, insomma, di aver capito, ma insegnare, no, trasmettere. Quindi loro hanno già appreso in questi giorni e vogliono già dare a chi verrà a festeggiare con noi. Adesso mi taccio? No, però l'unica cosa che volevo aggiungere era che, come avete visto da questo programma, di fatto la montagna è bellissimo, no? A Venezia, che è un miracolo, c'è anche si aggiunge quest'altro miracolo di una montagna che galleggia, e comunque farà un percorso e toccherà dei punti di Venezia. Qui potete vedere segnati i percorsi, e toccherà dei punti significativi, importanti per la vita della città, e attorno a questa e creare una serie di percorsi, ma anche per far quasi vedere una scia di vita. Cioè Venezia è comunque una città che continua a vivere vitale, e lo dimostra questa sua promenade che la montagna farà in 3 giorni, perché a partire da domani faranno il 28, il 29 e il 30. Sono 3 giorni in cui la montagna gira su una chiatta di 16 metri, alta 7 metri e larga 6, quindi insomma una bella, trasparente e leggero e vuoto ingombro, insomma, e quindi esattamente il contrario di quello che vediamo girare invece in giro per la città. E insomma, in tutto questo suo percorso succederanno delle cose che gli studenti hanno armonizzato, hanno messo insieme. Quindi vedrete, ci saranno dei concerti, ci saranno dei momenti di performance, momenti di riflessione, e ogni volta che vedrete la montagna posteggiata o ferma da qualche parte a Venezia, vuol dire che lì intorno sta succedendo qualche cosa. Spero riuscirete a seguirlo, non è semplicissimo, però Venezia è veramente piccola, organica, quindi insomma camminare siamo abituati, quindi bisognerà camminare un po'. Io passerei senz'altro la parola a Iona Friedman. Non me l'applauso. Sì, allora, sì. No, che Iona ha dei problemi di ascolto, di sentire, per cui per questo motivo abbiamo trovato uno stratagemma che forse può funzionare bene, e cioè non è neanche facile interrompere questa performance magnifica che fa lui con la sua voce, e che parla, mi chiede se è meglio francese o inglese. Francese. No, francese. Ok. E allora abbiamo lui, sì, che lui non sente veramente molto poco, però invece parla benissimo, e allora comunque parla in maniera che forse non è facilissimo comprenderlo. Allora abbiamo pensato di aggiungere un'altra performance, che sarà quella di Jean Baptiste, e anche carina questa unione, no? Cioè, quindi
lui parla e Jean-Baptiste scrive quello che lui parla, così lo vedete in diretta, diciamo, materializzarsi sullo schermo. È un esperimento e vediamo se funziona. E direi che era molto bella la cosa. Ok, merci. J'ai vu un peu de quoi il s'agissait, mais je n'entends rien, je le comprends. Alors, je parlerai pour vous pourquoi cette montagne a été intéressante. La montagne, ça commençait avec une blague. J'ai blagué il y a 7 ans. Venise est formidable, mais il n'y a pas de montagne. Mais je n'ai pas voulu rester dans la blague. Pour moi, c'est intéressant comme une expérience, et une expérience à prolongation. Donc ça ne s'arrête pas à cette stade. Vous le voyez, la première chose que je peux dire, cette montagne, comme on l'a fait, ça peut changer. On pourrait changer la forme de la montagne toutes les semaines. Ce n'est pas fixé. Et imaginez que les cercles sont, par exemple, en métal et 3 mètres de diamètre. Je fait il y a quelques mois à Londres, à Hyde Park, en 2 mètres. Donc, quelque chose où on peut entrer. Ça veut dire que la montagne, comme nous avons fait, à cause de la dimension des cercles, on ne peut entrer. On regarde à l'extérieur. Mais l'intéressant, qu'on peut regarder de l'intérieur. Et c'est aussi utile. Et moi, je pourrais imaginer une montagne comme ça, mais avec des cercles de 3 mètres, qui est habitable, qui est changeable tout le temps, qui est modélable par l'habitant. Et je ne dois plus prouver ça, parce que qu'est-ce que j'ai construit à Londres, ça le montre. Les gens ont découvert comment ça se voit de l'intérieur. Et autre chose que ce genre de plan, c'est improvisé, c'est indessinable. Si je montre le dessin classique, on ne le peut lire. Si je montre une photo, c'est pas facile à lire. C'est seulement la réalité qui peut être compris. Et alors, imaginez une montagne comme ça, avec des cercles de 3 mètres, quelque part dans la lagune. Bien, mais ça peut être habitable par un nouveau type de troglodytes, des gens qui entrent, qui s'installent dans le vide de cette montagne. J'ai proposé, on me l'a demandé, pour les réfugiés de Syrie. Et ces genre de montagne, bien, les étudiants de Beyrouth le veulent faire avec des cercles de 2 mètres. Ça coûtera 150 € pour une cellule. Et c'est le genre de solution parce qu'on ne donne pas le plan, c'est les gens montrent eux-mêmes à leur manière. Et tout ça, maintenant, je le peux montrer, pas simplement par maquette, mais
depuis 2010, en réalisation en grandeur nature, c'est possible, c'est bon marché, c'est facile à monter. Je suis arrivé un petit peu plus que 24 heures avant ce moment. Et on l'a monté la montagne dans la journée. Aujourd'hui, à 2 heures, ça a été terminé. Bien. Je crois que cette montagne, finalement, un modèle de pensée. Peut-être pour la nouvelle habitation, je vais plus loin que dans ma pensée d'autrefois, la ville spatiale, où la structure a été figée. Mais non, ici, la structure peut changer aussi. Ça peut être restructuré facilement. À propos, on a fait des changements ce matin avec le projet. Et de l'autre côté, je cherche toujours les techniques que les gens peuvent facilement faire, sans expert, sans plombier, sans menuisier, mais simplement avec leur adresse de bricoleur. Et tout ça, si vous voulez, c'est une expérience à l'ouverture pour une nouvelle époque. Mais nous sommes dans la nouvelle époque. Et j'ai fait, il y a environ 6 ou 7 ans, une proposition, l'architecture sans trop construire, construire moins. Mais nous surconstruisons. Par exemple, je donne cet exemple, les grands immeubles de bureaux. Mais les gens peuvent travailler chez eux. On travaille par l'ordinateur. Et cette conférence, on pouvait donner en Internet et vous auriez regardé peut-être dans la cuisine et peut-être dans la baignoire. Mais c'est qu'aujourd'hui, de nouveau, on m'a demandé à Paris qu'est-ce que je pense sur l'architecture des universités. Je leur ai dit, l'architecture des universités, c'est le logement d'étudiants qui est important. Et chez eux, par Internet, ils peuvent avoir toutes les conférences, tous les dialogues, ils peuvent répondre. C'est important leur donner un espace de vivre et de travailler, et pas des grandes salles, pas les obliger à un horaire. C'est le changement aujourd'hui. Vous le voyez, c'est la réalité. Si vous regardez les grandes manifestations de masse aujourd'hui, mais il n'y a pas de manifestations de masse. Les manifestations de masse passent par l'Internet, par Facebook, par Twitter. Ce n'est pas nécessaire, toute cette construction. On a montré ici un musée. Pour moi, un musée, c'est dommage de faire le bâtiment. Et vous le voyez, ces modèles de montagne, c'est demain vous pouvez poser dans une place publique et utiliser pour exposer des œuvres d'art sans bâtiment. Un musée ne doit pas être vers l'intérieur, doit être vers l'extérieur. Nous construisons trop et avec des conséquences assez graves. La terre est surconstruite, l'albédo de la terre, ça a changé. Après ça, on est étonné des changements climatiques. Ce n'est pas simplement le gaz carbonique, c'est la manière
de notre agriculture, c'est la manière de notre architecture. Et je pense, chaque fois quand je travaille avec des étudiants, que moi je peux seulement donner quelques indications. Mais c'est leur génération qui invente. Moi, d'ici 6 ans, j'aurai 100 ans. C'est pas moi je peux inventer. Je suis trop vieux. Je faisais ça dans ma jeunesse. Maintenant, c'est eux. Et pour ça, c'est nécessaire que ce n'est pas simplement de paroles, mais le fait qu'eux, ils ont fait la chose, c'est très important. Et ils découvrent. Et peut-être, c'est qu'est-ce qui passe aujourd'hui, que nous devons découvrir la nouvelle ville, la nouvelle architecture. L'architecture, l'essentiel, c'est pas le bâtiment, mais les manières de vie des gens. C'est un emballage de manière de vie des gens. Et c'est le produit, manière de vie des gens qui est important. Et on est dans une époque individualiste. Donc, ça doit être adapté à cet individualisme. Ce n'est pas parce que c'est sympathique pour moi ou non, c'est un fait. Vous pouvez voir tous les jours dans les actualités. Et je le crois que toutes ces expériences, ce n'est pas l'objet qui est important, mais les propositions qui est derrière. C'est très, très important. Comprendre que l'objet, ça l'accompagne, ça clarifie, c'est l'expérience, mais il y a une pratique derrière qui est importante. Et je parlais l'autre jour, nous avons la révolution urbaine. Révolution, pas révolution, mais révolution comme la révolution industrielle a été une révolution. C'est depuis le chemin de fer, depuis le TGV, le train à grande vitesse, que Londres est 2 heures du centre de Paris. C'est le social networks, ça veut dire que je fais un objet et par exemple, pour le serpentin, on est venu de Thaïlande, on est venu de Bangladesh. C'est fini, c'est pas les revues d'architecture, pas les journaux. C'est les petites interventions des gens qui propagent. C'est les nouvelles villes et nous devons découvrir la forme physique de cette nouvelle ville. Moi, je peux donner l'exemple et expliquer comment je le vois, le fond. Mais la nouvelle ville est à inventer et c'est peut-être les enfants qui ont maintenant 10 ans qui l'inventent. On doit les aider pour inventer. Voilà. Et je vous remercie de me donner cette possibilité. Et ici, vous m'avez donné la possibilité d'expliquer l'intention, l'arrière-pensée, et pas arrêter avec l'objet. Alors, je vous remercie donc tous. C'est difficile répondre à vos questions parce que je n'entends pas. Je vous propose quelque chose, mais écrivez-moi et je réponds à tout le monde. C'est beaucoup plus simple. Je peux encore lire. Je ne peux Fantastico. encore. E di scrivergli. Merci beaucoup. Fantastico. E non so se avete tutto chiaro, è molto semplice quello che ha detto.
Non so se devo dare alcuni punti. Sì? Va bene. Comunque, la cosa fondamentale è che mi sembra che l'abbia detta alla fine, cioè per lui non è importante l'oggetto così come non è importante il bâtiment, cioè il building, la costruzione, perché quello che invece è importante sono le pratiche degli individui che succedono al suo interno, cioè le cose, le pratiche che ogni giorno ognuno di noi può fare. Lui dice io posso darvi degli inizi e quello che ha fatto con la montagna è stato un po' quello, cioè di iniziare una pratica che poi ha consegnato in questa casa agli studenti, che poi gli studenti la consegneranno a noi e via di seguito. Cioè è questo insieme di gesti e di piccole pratiche, lui diceva, che fanno il concetto nuovo di città e il concetto di architettura. Un'altra cosa rilevante che l'aveva detto già l'altra volta quando abbiamo parlato, ma l'ha ripetuta oggi, è che il concetto di città e il concetto quindi anche di abitare è cambiato consistentemente e definitivamente con l'entrata di internet, cioè si è come vaporizzato o come si è decostruito, cioè non esiste il concetto appunto dell'importanza di avere uno spazio, ma sempre di più è importante la relazione, no? Le relazioni quindi che passano attraverso internet, ma che sono anche quelle che prima dicevo, le azioni, i gesti che si possono fare tra le persone, che costruiscono, quindi... Perché il me plaît. Pardon. Qu'est-ce qu'il passe? Vabbè, passano delle conversazioni, mi fanno lavorare. Ecco, dice poi l'altra cosa molto bella, il modello della montagna che lui propone, lo potete fare voi anche, cioè il mio è semplicemente un esempio ed è semplicemente una delle applicazioni a questo modello. Quindi lui dice io ve ne do uno, ma poi ognuno di noi può inventarsi la propria montagna che significa anche la propria comunità o insieme di relazioni e quindi di piccole azioni e gesti che uno deve fare con l'altro. Quindi è bellissimo, un insegnamento molto, molto alto, cioè molto grande, è come se ci desse anche un po', questo lo dico io, un viatico, comunque una possibilità, un insegnamento per vivere oggi che non è così semplice, no? Mentre invece lui è molto contro che cosa serve l'architettura, a un certo punto ha detto, a cosa servono i musei e cosa servono le grandi stanze. Ha detto, torno indietro, la sto facendo al contrario, la sua. Aveva detto, quando mi hanno chiesto che cosa penso dell'architettura di Parigi, dell'Università di Parigi, ho risposto, ma forse non è una delle grandi stanze che hanno bisogno gli studenti hanno bisogno di un luogo dove potersi incontrare e fare esperienza. E fare esperienza di vita, ecco, perché un'altra parola molto importante che ha ripetuto diverse volte è la parola realtà e vita, cioè sono quindi esperienza. E questa è una cosa molto forte come ingrediente di tutto quello che si può costruire nella nuova architettura che lui ha un po' proposto. Ça va? Bon, Jean-Baptiste, tu as quelque chose encore à nous dire parce que par exemple, c'est très intéressant la relation que tu as avec Iona, que tu travailles avec lui depuis Non, longtemps. oui, mais je voulais vraiment vous remercier tous pour votre enthousiasme. Le travail si je veux parler du travail que nous faisons avec Iona, au départ, c'est grâce à Dora et Mario, merci beaucoup. Et après, grâce aussi à tous les gens qui sont venus vers Iona, c'est grâce à Iona, of course. Et je pense que c'est aussi grâce à cette générosité incroyable qu'il a. Et grâce à cette aussi manière très directe, très simple et très généreuse, bien sûr, et très humaine d'aborder les choses. Et pour moi, tout le groupe de gens avec qui on a travaillé ici, ça représente un modèle de groupe critique. Donc, le groupe critique, c'est tous ces gens avec qui on peut travailler et construire des choses et mettre en place des choses. Et dans un contexte où ça devient de plus en plus difficile de faire les choses et dans un contexte où il faut de plus en plus, et ça a toujours été comme ça, redéfinir la manière dont on se place, dont on peut construire
et éventuellement modifier les choses et continuer à vivre, quoi. Et moi, je vous remercie tous pour ça, parce que sans vous, ça n'aurait pas été possible. Si j'avais pas été invité ici à parler de Wine Museum au mois de novembre, on n'aurait jamais parlé de la montagne de Venise. Et la réponse de Yona à Venise, c'est la montagne de Venise. Et comme il dit, parce qu'il aime Venise. Et donc moi, je vous remercie. Après, de parler du travail que nous faisons ensemble, la montagne en parle. Et pour moi, c'est quelque chose une expérience importante dans ma vie. Et je pense que la meilleure manière de l'exprimer, c'est de réaliser des projets comme la montagne de Venise, les projets comme Wine Museum avec Livio Feluga, de réaliser des projets comme No Man's Land avec la Fondation Aria et toujours comme ça, quoi. Et pour moi, c'est ça qui compte. Donc, je dirais que je parle plus en images qu'autre chose. Donc, viva la montagna de Venise e grazie mille, Iona. Grazie. Iona vuole dire ancora delle cose. Je voudrais dire encore quelque chose, c'est surtout adressé aux étudiants ici. Parce que je parlais qu'on doit réinventer la ville. Qu'est-ce qui a changé? L'idée de proximité a changé. La ville ancienne, ça a été condensé pour la défense, pour de différentes raisons. Après, ça a été condensé à cause des conduits, électricité, gaz, etc., téléphone. Maintenant, les conduits ne sont pas nécessaires, les marchés ne sont pas nécessaires. On commence à voir par Internet les marchés. La proximité change et c'est assez intéressant. Aux États-Unis, ça commence à venir que les gens commencent à disperser plus loin de la ville dense. Et ça, ils cherchent plutôt à avoir un jardin, plutôt à avoir moins de voisins et des voisins avec qui ils sont en contact. Donc, le mégalopolis, ça commence à transformer en quelque chose. En quoi? C'est exactement de quoi je parlais. On doit le réinventer. Mais les conditions, notre ville est très très loin de l'ancienne. Et c'est une raison que Venise me plaît particulièrement, parce que c'est une ancienne ville, mais ce n'est pas une ville corrompue par le 19e et 20e siècle. C'est une ville qui peut sauter au-dessus de ces périodes corrupteurs et se réinventer. Et vous avez cette fantastique lagune, vous n'avez pas de voitures, les bateaux, c'est humain, les gens se rencontrent dans la rue. À Paris, on ne se rencontre pas dans la rue. À New York non plus. Et à Venise, on se rencontre. Je suis arrivé hier le soir, j'ai été émerveillé. Et chaque matin, je suis émerveillé des gens avant l'arrivée des touristes. Et c'est la raison ça me faisait plaisir de faire cette expérience à Venise. Et merci pour... Penso che avete letto insomma, i motivi per cui è venuto a Venezia, insomma, e pensa che Venezia sia la città più moderna, più contemporanea d'Europa e quindi del mondo. Quindi, ieri ci ha detto anche che dovrebbe tornare a essere una repubblica, vabbè, ma insomma adesso lasciamo vedere. Ce l'ha detto in intimità. Insomma.
Cioè, direi che è un bellissimo pensiero quello che lui ha detto su Venezia, no? Purtroppo non è stata corrotta dal XIX, dal XX secolo, ma adesso la corrompiamo noi decisamente e la stiamo un po' distruggendo. Quindi le parole di Iona, secondo me, sono per noi che viviamo qui ancora di più tesoro, no? Di quello che abbiamo e che dovremmo preservare. Non è che devo parlare di Venezia, in difesa di Venezia. Io vabbè, direi che Iona era quello che volevamo sentire, era sentire lui, e vi invito ovviamente tutti insieme a Giuliano Sergio, Jean-Baptiste Cavella e Iona Friedman a seguire la montagna e a fare la vostra casa e abitarla, cioè quindi a produrre quella vita di cui lui ha indicato un ingrediente fondamentale per la nuova architettura e la nuova città. Grazie a Livio Felluga e alla Wake Forest University abbiamo un aperitivo carino che ci aspetta qua fuori per festeggiare Iona Friedman e Jean-Baptiste Cavell e la Montagne de Venise, che domani vara, cioè parte, alle 12 alla Tesa 99 all'Arsenale e poi vediamo di farla partire alle 12 e dovrebbe andare... dopo andrà ovviamente ai giardini della Biennale, si fermerà lì. Faremo un inchino ai giardini. Dopo i giardini stiamo improvvisando, perché l'improvvisazione è fondamentale per Iona Friedman, quindi anche nel percorso improvviseremo, ovviamente arricchendo, non diminuendo il nostro percorso, per cui stiamo studiando un intervento anche di azione dei ragazzi di fronte al Museo Navale. E questo dovrebbe avvenire quindi tra le 3 e le 4, dopodiché attraverseremo il bacino di San Marco e andremo all'Accademia di Belle Arti. Io non vedo Riccardo Caldura, però ci tenevo a ringraziare anche l'Accademia di Belle Arti che ospiterà un doppio concerto per la serata e che poi vuole ospitare la Montagna di Venise anche in seguito, perché questa è una cosa importante da dire. La Montagna di Venise è assolutamente effimera e allo stesso tempo è una struttura che come dire, attraverserà, viaggerà all'interno della città, per cui lo farà attraverso la via dell'Aquea per 3 giorni, poi una piccola pausa in Arsenale con la grande festa del sabato che i ragazzi stanno organizzando con una ricchezza di idee, eccetera, e poi entro il 15 ottobre attraverserà di nuovo la laguna per andare nel cortile dell'Accademia, per cui troverà una nuova sede, una nuova forma ovviamente, e poi ci auguriamo nuove sedi e ci auguriamo anche lo UAV potrebbe, adesso non... E ovviamente tutto questo è seguito poi dal gruppo Now che ci sta aiutando in maniera fantastica sui social, ma in realtà il Now è una rete di ragazzi, quindi di nuovo un gruppo critico, diciamo così, che si sta fondendo con i ragazzi che costruiscono i Now, i ragazzi fanno social, insomma. Però se volete sapere le notizie social della Montagna di Venise li trovate sulla rete Now. E insomma a questo punto direi che possiamo prenderci assolutamente un bicchiere e festeggiare di nuovo noi e noi tutti, noi non noi ma noi. Va bene, andiamo nel giardino. Grazie a voi.